È fatta, la Fortitudo Agrigento soffre ma alla fine festeggia la promozione in A2. Il roster di Michele Catalani ha battuto nella gara di Bella 63-60 il Real Rieti. La squadra di coach Catalani ha avuto il merito di crederci fino in fondo e rimanere lucida ed attaccata al punteggio fino alla fine. Una vittoria ottenuta con l'assenza di una colonna portante di questa squadra, il capitano Albano Chiarastella, assente già da gara 3. Il purgatorio in B1 è durato 2 anni, al suono della sirena pacifica invasione del parquet degli oltre 2000 tifosi che hanno riempito il Palamoncada di Porto Empedocle. Appuntamento dunque a settembre con un nuovo campionato. Intanto spazio ai festeggiamenti, che ad Agrigento sono andati avanti tutta la notte. Una vittoria dedicata al presidente Totò Moncada e l'urlo dei tifosi alla fine è stato tutto per lui, scomparso prematuramente, ma che ha lasciato il testimone al figlio Gabriele e a tutta la famiglia appassionatissima di questo sport.